L'atmosfera carnevalesca ci ha travolto in un baleno nel colore, nella musica e nel divertimento. Così molte mascherine di Pianura News hanno risposto al nostro appello. Chiara Lettiero ci ha inviato il suo repertorio fotografico sul carnevale di Casale di Scodosia, con i carri e le più belle mascherine truccate. Paolo Pedron e i suoi amici, invece, hanno approfittato del carnevale per andare a caccia di fantasmi con la loro Ghostbuster Car, mentre Patrizia Crema ha usato la sua creatività e manualità per recuperare il carnevale della tradizione, ricamando un coloratissimo arlecchino. Luigi Tartaglione scriveva: «La vita è come una minestra senza sale se non c'è un po' di carnevale».